Il tiro a segno è uno sport sempre in crescita, divenuto anche disciplina olimpica, coinvolge e appassiona per il brivido che fa provare il maneggiare un'arma. Oggi ci troviamo al poligono di tiro a segno nazionale ad Agrigento, dove si allenano poliziotti, carabinieri, ma anche numerosi giovani, desiderosi di provare nuove emozioni cimentandosi in questa disciplina. Quali sono i rischi di questo sport? Ma i rischi, come in tutti gli sport, ci sono. Naturalmente la nostra è un'attività un po' particolare perché usiamo degli strumenti, tra virgolette, pericolosi per fare questo sport. Però se consideriamo che per fare questa attività sportiva bisogna osservare un regolamento rigido imposto dalla federazione e naturalmente bisogna osservare tutti quelli che sono le direttive che vengono emanate dalla direzione di gara durante la manifestazione, il rischio ritengo che sia ridotto al minimo. Cosa ti ha fatto appassionare del tiro a segno? Ma io mi sono avvicinata al mondo del tiro a segno quasi per caso, perché grazie ad amici che frequentavano questa struttura e in particolare una ragazza che comunque gareggia con me e fa parte della squadra, mi hanno portato insomma alla struttura, al poligono, e sempre per caso mi sono cimentata in questa attività che è sportiva. Io premetto che odio le armi perché solitamente si pensa che chi comunque frequenta questo mondo è un appassionato di armi, quindi armi comunque portano a pensare sicuramente a violenza, eccetera, e aggressività. E invece è tutt'altro, non è uno sport aggressivo, anzi è un'attività sportiva vera e propria, cioè quindi richiede una certa disciplina sportiva, determinazione, concentrazione, molta costanza e allenamento. Paolo Principato ci farà vedere adesso come si prepara e come si maneggia una pistola. Perché hai scelto di cimentarti nel tiro a segno? Diciamo che è stata una passione che ho avuto sin da bambino, però visto che non c'erano le strutture, i mezzi per poter esercitare, diciamo che è venuta fuori solo dopo che è nata questa struttura qua di Agrigento.